Lo scorso 1° aprile il Teatro Ballarin di Lendinara ha ospitato la presentazione del libro dell'onorevole Paolo Cirino Pomicino, La Repubblica delle Giovani Marmotte e il mondo visti da un democristiano di lungo corso, edito da UTET. Quale uomo di governo e di partito, Pomicino affronta nella sua pubblicazione le vicende politiche ed economiche dell'Italia della Prima e della Seconda Repubblica, deplorandone lo scadimento e il dilettantismo del legislatore e dei governi. Perché la presentazione di questo libro? Per un motivo molto semplice. Perché noi riteniamo che questa sia un'epoca con scarsa memoria, che è cosa diversa dalla nostalgia. Ed è di memoria che abbiamo bisogno per guardare al futuro. Ecco perché l'onorevole Paolo Cirino Pomicino e Luigi Bisignani sono qui a Lendinara per presentare il libro di Paolo Cirino Pomicino. Perché questo libro dunque? Innanzitutto per ricordare non solo la memoria alla quale giustamente lei ha fatto riferimento, ma anche per affrontare le grandi crisi che sono dinanzi al Paese e di cui spesso non si discute. Non solo la crisi della politica e delle istituzioni democratiche, con un declino e un degrado che sta sotto gli occhi di tutti, purtroppo, e la cui testimonianza è data dal fatto che c'è una scarsissima affluenza alle elezioni. La seconda grande crisi, della quale proprio mai nessuno tenta di parlare, è la crisi della finanza internazionale e nazionale. Una crisi finanziaria che sta mettendo in affanno l'economia di mercato con disuguaglianze crescenti all'interno delle popolazioni, grandi ricchezze elitarie e grandi povertà di massa. Terza questione, la crisi della politica estera, con quello che accade nel Medio Oriente e nel Nord Africa, figli di errori drammatici della Seconda Repubblica, e poi una zoomata precisa nella famosa trattativa Stato-mafia, della quale diciamo delle cose di cui nessuno parla, ma naturalmente nessuno mi ha mai denunciato, pur avendo messo con nomi e cognomi i possibili trattativisti. Allora, Luigi Bisignani, editorialista, giornalista, si stava meglio quando si stava peggio? Beh, certamente sì, ma ormai è sotto gli occhi di tutti. Il libro di Pomicino è fondamentale perché è un libro di storia nell'attualità. E poi è un libro che vede contro luce personaggi che sono diventati dei mostri sacri come Carlo Azeglio Ciampi e come Giorgio Napolitano e che in realtà sono più pieni di ombre che non di luci. Secondo il sindaco di Lendinara, Luigi Viaro, la serata è stato un momento formativo per riflettere e per presentare anche ai più giovani l'epoca della democrazia cristiana. Facendo della cultura dell'informazione si possono ricreare le trame del territorio per fare un attimo di azione di programmazione, cosa che Castone, la Nogara Mare, la sanità, i rifiuti, la gestione dell'acqua, sono tutti temi sui quali noi o ci poniamo da punti di riferimento dell'amministratore del trainer, altrimenti ancora una volta subiremo lo smacco di essere comunque colonizzati da qualcuno. Questo è il primo di una serie di altri appuntamenti culturali che si svolgeranno nel comune di Lendinara, dove i libri la faranno da padrone.